Ciao amici e amiche del blog, quest'oggi il mio post è un semplice videomessaggio. L'Italia è un paese che sta vivendo questa fortissima crisi economica causata da questa classe politica inefficiente. L'Italia è un paese assurdo dove vi è gente che riesce a spendere 10.000 euro al giorno e gente che deve vivere con meno di 1.000 euro al mese. L'Italia è un paese assurdo dove non vi è una tassa sui patrimoni, dove una povera vedova che percepisce 500 euro al mese deve per forza andare a lavorare, quindi magari lavora part time, percepisce 350 euro al mese, 400, quindi sommandoli fanno 900, lo Stato gli chiede nel momento in cui vi è la dichiarazione dei redditi 1.400 euro al mese. Io questo lo ritengo un furto nei confronti di questa povera gente che vive nell'assoluta povertà. L'Italia è un paese ormai in macerie, è un paese dove i signori politici ci vogliono far credere che l'unico modo per risollevarci è riempirci di tasse. E allora, cari amici del blog e care amiche del blog, alle prossime votazioni mandiamoli tutti a casa. Non vi è un'altra soluzione. Questi sono lì a fare gli inciuci, a fare queste leggi, la legge sulla stabilità, cioè cose che sono solo tasse e tagli. Quindi, signori, mandiamoli tutti a casa.